Ciao a tutti, popolo di Zona Zona. Oggi con me un artista conosciuto sia in Italia sia all'estero, grazie alle sue esposizioni di performance, installazioni in musei, gallerie, fondazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Cesare Viel, buongiorno, benvenuto. Ciao a tutti. Un grande onore, un grande piacere averti qui con me stamattina. Voglio entrare subito nel vivo del tuo essere artista e voglio sapere, ti voglio chiedere quando è iniziata la tua passione. Allora, la mia passione diciamo che è iniziata da adolescente, francamente. Cioè, da adolescente io avevo una maestra, una docente di disegno alle medie, che disse una volta: copiate quello che volete, lasciandoci totale libertà, e da questa libertà è emerso un amore per l'arte che mi ha accompagnato e continua ad accompagnarmi. Ed è emersa proprio questo, il piacere della scoperta, francamente. Quindi da lì, dall'adolescenza. E poi gli studi, l'università e tutto il resto. Però sai com'è? Si parte sempre da un elemento molto vero, no? Molto semplice, che è l'incontro con qualcuno. In quel caso l'insegnante è stata molto importante, come spesso sono importanti, gli incontri. Verissimo. Io sono rimasta estremamente colpita, noi ci siamo fatti una bella chiacchierata al telefono e ti ho già detto che sono rimasta estremamente colpita da una tua opera che si chiama L'arte di battere a macchina. Ora, io so di che cosa sto parlando, ma vorrei che tu ci dessi una descrizione di questa opera che è geniale e veramente ti dà modo di spaziare con la fantasia in ogni dove. Ti ringrazio per parlare di quest'opera, perché in realtà questa è un po' la prima opera che ho fatto. Con quell'opera siamo nel 1988, ahimè. Quindi siamo ormai sui 30 e passa, 30 anni fa e passa. Quell'opera nasce in realtà da una serie di parole che stavo leggendo in quegli anni, legate a filosofi, a strutturalisti, a pensatori, a romanzieri, e a un certo punto ho avuto come la sensazione, il desiderio di fare spazio, di fare vuoto tra le parole. E quindi l'arte di battere a macchina si intitola così perché in realtà lo strumento all'epoca era la classica Olivetti macchina da scrivere. Lettera eh, 32. Esatto, la famosa lettera 32, è proprio con quello strumento di base che poi serviva anche per la scuola, per gli studi, e l'ho fatto diventare il pennello, diciamo così, no? La matita. E quindi con la macchina da scrivere mettevo il foglio, cominciavo a battere alcune punteggiature, perché in realtà il lavoro è semplicemente ribattere a macchina alcuni testi scelti, alcune pagine di questi saggi, di questi libri che stavo leggendo, e però non trascrivendo le parole una per una, bensì battendo soltanto il vuoto, capisci? Quindi lasciando solo, in realtà presente, visibile, solo la punteggiatura. E quindi ne sono venute fuori 28 pagine di sola punteggiatura, senza capire che testo c'era sotto, senza far più capire che testo c'è sotto. E quindi era far emergere lo spazio e il vuoto e il respiro tra le parole. Questa per me è stata una cosa fondamentale, una specie di visione, diciamo. Questo però, aggiungo, non era per cancellare il valore di quello che stavo leggendo, ma proprio quasi per rendere omaggio a quello che stavo leggendo, in realtà, a quello che stavo imparando dalle letture. Poi ho scoperto molto dopo che il vuoto è una grande ricchezza, non è un'assenza, è una Già, presenza. eh già, sei estremamente illuminante. Io naturalmente rimando a tutte le tue informazioni sulle tue opere, le tue opere che si possono trovare su internet, per insomma, quando si parla di performance più recenti, eccetera, eccetera, ognuno può andare a cercarsi le info che vuole. Personalmente ho proprio delle cose da chiederti. Allora, c'è stato il PAC del 2019 e in occasione della tua mostra personale Più nessuno da nessuna parte è stata ospitata, anche questa è una performance che mi ha toccato particolarmente, che si intitolava Il giardino di mio padre e gli oggetti sotterrati.
Come parlavi prima del vuoto assenza, anche qui si ritrova un po' gli oggetti sotterrati, una presenza, assenza, che comunque vanno a bilanciarsi, molto intenso. Nasce da, come molti dei miei lavori, da un'esperienza emotiva, da un'esperienza vissuta, e qui dico, non lo nego, che l'arte esiste grazie alle emozioni. Se non ci fossero le emozioni non esisterebbe neanche l'arte, secondo me. Quindi in questo caso l'emozione è ovviamente un'emozione anche molto dolorosa, come spesso possono essere le emozioni. Ci sono quelle felici, ma ci sono anche quelle dolorose. In quel caso nel 2017, la mostra poi è stata fatta nel 2019, ma 2 anni prima mio padre si ammala e viene a mancare. E in quei giorni di dolore, di tentativi di contatto con lui, in realtà sentivo che la nostra relazione, più che basata sulle parole, e qui torniamo un po', era basata sul silenzio, sul non detto. E la sensazione che avevo in quel momento non era una sensazione piacevole, era una sensazione di scavare in un terreno arido fondamentalmente. Un terreno che non portava frutti, non portava fiori, ma che mi dava la sensazione di stare in una landa, diciamo, infelice, di piatta ostilità, mi viene da dire. Poi quello che succede, succede, quindi il padre manca, mio padre manca, e mi accorgo in realtà che questa sensazione di non rapporto, di non parola, in realtà nascondeva il nostro rapporto, rivelava il nostro rapporto. Era un rapporto, come spesso poi mi è successo di capire, parlando anche con altri amici, che può accadere tra padri e figli, soprattutto, nella linea, diciamo così, più maschile che femminile, no? Mentre con le madri tutti noi abbiamo, si dice anche la propria lingua madre, un rapporto di parola e di affettività verbale, oltre che fisica, coi padri abbiamo tutti, credo un po', e soprattutto i maschi, un rapporto di competizione, di sfida, di lotta, di battaglie che producono della distanza in qualche modo. Poi ti accorgi che questa distanza era anche però una vicinanza. E la vicinanza era nel comunicarsi delle cose attraverso le cose stesse. Cioè, in realtà, quello che poi ho fatto nell'azione, nella mostra, in quel caso il giardino di mio padre, è accettare prima di tutto questa terra desolata. Quindi far fare nel museo e lì c'era la possibilità, perché si ha uno spazio molto grande, molto esteso, di fronte, siamo dentro, ma c'è un giardino fuori, ci sono delle grandi porte finestre, quindi una grande vetrata, quindi c'è un contatto con l'esterno, e nello stesso tempo hai dall'interno questo lungo grande pavimento, questa zona vuota, diciamo. Quindi ho fatto fare lì un grande terreno di terra proprio, non neanche un prato, proprio un terreno di terra semplicemente, che veniva tra l'altro dalla Liguria, l'abbiamo fatto venire dalla Liguria, questo terreno, ehm, non alto, una decina di centimetri per tutta la lunghezza di questo pavimento, quindi eravamo a 24 metri per 5 metri di larghezza. Dentro questo terreno ho collocato 28 oggetti, e lì siamo agli oggetti sotterrati, come il titolo suggerisce, che erano appartenuti a mio padre. E li ho nascosti, diciamo così, ovviamente facendomi una griglia mentale, sapevo dove li avevo collocati, mettendo soltanto alcuni elementi visivi per me di recupero immediato, quindi erano delle piccole viti che spuntavano, ma le potevo vedere solo io. E l'azione in pratica consisteva che è durata un'oretta, con il pubblico tutto attorno, era quella di cercare di scavare con le mani, così come mi era successo psichicamente di farlo invece realmente, quindi di scavare senza ausilio di strumenti, ma proprio con le dita, con le mani, come quando si gratta, si cerca di grattare qualcosa. Da questo grattare qualcosa spuntano questi oggetti,
che durante l'azione mettevo al centro di questo grande campo sul quale il pubblico non poteva salire durante l'azione, no? Poi invece poteva salire il pubblico nei giorni successivi a fare la propria camminata, diciamo, meditativa, no? Ma gli oggetti venivano da me collocati uno accanto all'altro con molto ordine, diciamo, molto semplicemente al centro, come una spina di questo campo, nel silenzio più assoluto, soltanto con un sonoro ambientale diffuso nello spazio, che era un sonoro che io avevo registrato mesi prima in un bosco, dove c'è una casa dove mio padre andava, quindi c'è in qualche modo anche un entrare in una dimensione di natura, ovviamente fisica, ma anche metafisica. Mm? Ci sono degli uccelli che cantano in questo audio, si sentiva il vento, si sentiva anche un po' la neve a un certo punto, perché ero andato a maggio e in quel momento c'era stata un'eccezionale nevicata, addirittura tardiva, ma c'era stata. E quindi c'è anche quel rumore sottile della pioggia che diventa neve, della neve che diventa pioggia, e null'altro. Alla fine, dopo aver recuperato, diciamo così, tutti questi oggetti uno per uno e messi in superficie, la parte conclusiva dell'azione era quella di risotterrarli e quindi di riportarli dentro, sotto la superficie della terra, e lasciare questo campo arato, diciamo così, per i giorni successivi della mostra, che quindi diventava anche un'installazione, no? Che oggetti erano? Erano degli oggetti molto banali, molto quotidiani, non erano oggetti preziosi o particolarmente significativi dal punto di vista formale, ok? Erano un cacciavite, una matita, degli occhiali, una cravatta, oggetti con i quali io entravo in una relazione emotiva e formale, ma non formalista, cioè non decorativa, nel momento in cui li facevo emergere dal terreno e collocarli sulla superficie della terra. Devo dirvi che l'attenzione del pubblico era molto intensa, c'era una grande partecipazione. E questo è importante da dire, vorrei aggiungerlo. Cioè, in realtà questa azione è un'azione dove non accade quasi nulla, diciamo, no? Dove ci sono dei gesti quotidiani molto semplici, è l'atmosfera che fa la differenza. Spesso la performance che a me piace fare è questo, non qualcosa di particolarmente spettacolare, ma qualcosa di particolarmente intenso, che sprigioni emozioni in chi guarda e permetta a chi guarda e quindi assiste di aprire dentro di sé una piccola fessura per far emergere il proprio spazio emotivo. Per questo che per me è importante il vuoto, perché il vuoto permette all'altro di entrare. E ti dico che a livello proprio emozionale, già soltanto guardare il video è arrivato tantissimo, cioè ha un impatto estremamente forte. Tu hai proprio questa capacità di riuscire a trasmettere le tue emozioni, che poi in realtà diventano le nostre, perché riesci anche a donare questa libertà di poter gestire le proprie emozioni in base a quello che si sta vedendo, perché questo è quello che è capitato a me, ma penso che alle persone che abbiano assistito alla tua performance abbiano provato la stessa cosa. A questo proposito vorrei chiederti come scegli luoghi, se devono avere delle memorie storiche, se le porti tu, come scegli un luogo per fare una mostra o un'installazione? Bella domanda. Allora, i luoghi li scegli, ma in realtà sono loro anche che scelgono te. Ed è proprio questa relazione tra il luogo e noi, e tra noi e il luogo, che produce una scintilla, probabilmente, che fa scaturire l'idea per l'installazione o per la performance o per quello che vuoi metterci. In realtà, sì, penso che in realtà sono loro che scelgono te, perché anche al PAC io inizialmente pensavo, ad esempio, questa installazione performativa, chiamiamola così,
di collocarla in un'altra stanza. Nella mia mente, a livello progettuale, avevo pensato di fare, dove poi ho fatto il giardino di mio padre, di metterci dell'altro. Ma poi è successo, come spesso accade, che andando a vedere il luogo, camminandoci dentro, facendotelo entrare, è il luogo stesso che ti dice no, preferisco qua. Non so come dire, preferisco qua. È questa grande capacità di ascoltare i luoghi che è necessaria per un artista e anche per tutti noi. I luoghi richiedono pazienza, perché i luoghi non parlano con le parole come noi stiamo parlando adesso, no? Che utilizziamo. In realtà i luoghi parlano, come anche il corpo, in un altro modo e noi dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare il linguaggio dei luoghi e dei corpi, che vanno al di là delle parole, sono prima delle parole, sono prima e dopo le parole. Mi trovi perfettamente E, d'accordo. Scusa. figurati, ci mancherebbe, è proprio questo. Quindi mi è successo, ad esempio, di fare un lavoro su Cesare Pavese e di fare un'azione all'interno dell'Hotel Roma, dove Cesare Pavese decise di passare ad altra vita, diciamo così, ad altra dimensione. Lì sentivo che quel luogo era molto molto segnato e molto pregnante, però poi ci sono anche dei luoghi, mi piacciono anche dei luoghi vuoti, apparentemente privi di memorie. Quello che un grande filosofo del giardino che si chiama Gilles Clément chiama il manifesto del terzo paesaggio, cioè lui dice che non importa il giardino bello, importa il giardino vivente. E i luoghi, tutti i luoghi viventi sono belli, anche quelli sofferenti in qualche modo, no? Quelli che in qualche modo dobbiamo essere noi a metterci in sintonia con il loro linguaggio, con la loro essenza. Ascoltandoci, dico sempre. Esatto. Tu sei un artista di attitudine neoconcettuale, utilizzi tantissime forme espressive. Vorrei sapere quali sono gli elementi, che ti interessano di più. Se interessano, è giusto. Sì, mi interessa la scrittura, Mh-mh. mi interessa la scrittura a mano, mi interessano i materiali legati alla fragilità e quindi mi interessano le carte, mi interessano i fogli di giornale, mi interessano i tessuti, ho fatto dei lavori col feltro, mi interessano la terra, il fieno, ho fatto un'installazione con il fieno, quindi mi interessano però anche le rocce, mi interessano le pietre e ho fatto delle installazioni con le pietre, ad esempio al PAC, cioè ho fatto una grande installazione dedicata a Gertrude Stein su 3 pietre, no? Aggiungendo un libro e una voce che in qualche modo metteva in moto la lettura di un pezzo di Gertrude Stein, di un pezzo narrativo di Gertrude Stein strepitoso. Mi interessa il corpo, il vivente, anche quello chiaramente, il corpo del performer, mi interessa la voce, e quindi mi interessa fare dei lavori audio. Mi interessa il disegno, mi piace molto usare, ad esempio, ricalcare delle immagini che trovo sui giornali o sui libri o nei vocabolari, e lì c'è la dimensione concettuale del mio lavoro, perché mi interessa molto anche quello che Duchamp chiamava come la materia grigia. Noi non abbiamo solo gli occhi e non abbiamo solo la dimensione retinica, abbiamo anche la dimensione mentale, che è una dimensione invisibile. È il pensiero fondamentalmente. Ed è proprio in questo, come dire, nel tentativo di unire il pensiero, quindi la parte invisibile, con gli occhi, la parte visibile, che sta, secondo me, il grosso dell'arte concettuale. E quindi mi interessa analizzare e usare strumenti per l'arte che siano a metà strada tra
ciò che vediamo e ciò che pensiamo o anche proviamo emotivamente. Quindi il disegno è utile, la scrittura è utile, l'installazione è utile, la performance è utile, quindi per me è difficile anche dirti lavoro solo con questo mezzo, lavoro solo con la pittura, ad esempio, no? O con la scultura. No, io non trovo in questo un vocabolario per me soddisfacente a pieno. Preferisco lavorare con la varietà dei mezzi e con il loro divenire, diciamo, con il loro fluire. E questo è anche una delle caratteristiche, questa pluralità delle forme dei linguaggi è una, se ci pensate, delle caratteristiche dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea da sempre, a partire soprattutto dalle avanguardie storiche, quindi i primi anni del Novecento, ormai è un secolo, sono 120 anni di attività dell'arte contemporanea, da sempre ha aperto le discipline. Le avanguardie storiche hanno rotto con le regole di base e hanno inventato delle nuove regole e quindi anche dei nuovi materiali. Se voi vedete tutta l'arte contemporanea, se tu la guardi, è tutta un'arte di sperimentazione e di ricerca di continui nuovi materiali, anche facendo degli errori, facendo degli sbagli. E questo è fondamentale. Tu, Cesare, dal 2006 docente dell'Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova. Anche questo è un passaggio che trovo estremamente importante e non semplice, perché insomma il docente non può trasmettere solo l'arte, ma deve trasmettere anche le emozioni dell'arte. E qui secondo me la cosa un po' si complica. Certo. Hai detto bene, il docente deve assolutamente non dare solo nozioni, informazioni, concetti di base, spiegazioni. Questo lo possiamo trovare in qualsiasi libro, in qualsiasi, ormai anche video tutorial che si trovano su internet, non ce n'è Già. bisogno. No? In realtà il docente, se noi lo identifichiamo solo con questo aspetto, è anche forse un po' diventato superfluo, diciamo, no? Così. In realtà credo che, come dici tu, la vera scommessa, la vera sfida è comunicare le passioni, comunicare e trasmettere l'amore per quello che ti interessa insegnare. E io ho un grande privilegio da questo punto di vista, perché l'arte che comunque che conosco per sperimentazione anche dall'interno, permette, se non ne abbiamo paura, di comunicare nozioni, informazioni e concetti attraverso l'attenzione emotiva, attraverso la vibrazione dei sentimenti e della passione. Questo è possibile. E quindi comunicare quel tipo di stupore, di meraviglia e di scoperta continua che l'arte produce in chi la fa, no? E quindi sì, se andiamo oltre il libro, oltre il manuale, se andiamo da un'altra parte verso l'esperienza emotiva, allora è cognitiva anche, perché chiaramente sappiamo bene che la parte cognitiva della conoscenza è anche emotiva nello stesso tempo. Quindi se riusciamo a mantenere, se si riesce a mantenere in relazione costante, continua, la relazione cognitiva con quella emotiva, ecco che la partita, diciamo così, non dico che sia vinta, ma è ad un buon punto di gioco, perché poi gli studenti lo capiscono. Gli studenti lo capiscono. Già. Sono un pubblico spietato, gli studenti. Gli studenti capiscono benissimo se il docente sta raccontando delle frottole o se sta mettendo in gioco se stesso. E lo capisci perché anche loro, a loro volta, si mettono in gioco, se vedono che anche tu ti metti in gioco. Sempre più d'accordo con te. Fai anche workshop, giusto? Certo, Tra le tante cose. qualche volta succede. Sì, ne ho fatto uno giusto a Firenze quando era possibile andare, a ottobre era possibile andare, eravamo con le mascherine, tutti molto, però è stato fattibile. Era un workshop in quel caso con dei giovani artisti italiani,
e quindi già studiati, diciamo così, avevano già fatto i loro percorsi formativi istituzionali ed erano quindi lì per approfondire la loro ricerca. E in quel caso il workshop, che era anche molto concentrato, a volte sono più diluiti, in quel caso era molto concentrato, 3 giorni, era un intensivo, si dice. In realtà è stato più che altro un incontro, è stato più che altro un mettere a fuoco l'avevo chiamato l'inaspettato in quel caso il workshop, cioè in realtà volevo comunicare loro il momento in cui affiora l'idea che ti servirà per fare l'opera. È un momento straordinario. Mamma mia, che bello! Un momento straordinario. Cioè, tutto il workshop è stato cercare di attivare la qualità di attenzione necessaria per capire che cosa sta emergendo e per rendere al meglio la chiarezza di quello che sta emergendo. Quindi non tanto l'opera finita, chiaramente, l'opera già fatta, ma l'idea dell'opera, che è una cosa molto quasi miracolosa, quasi miracolosa. Quando emerge è veramente una visione. Io trovo che chiunque, a parte ho una definizione tutta mia dell'artista, nel senso che l'artista per me può essere anche proprio chi ha l'arte di vivere, quindi artista può essere essenzialmente chiunque, però trovo veramente che chi invece riesce a far trasparire le proprie emozioni in arte veramente si crea qualcosa di miracoloso, lì veramente ci si avvicina al miracolo. Domandone, progetti futuri. So che insomma questo periodo è un periodo un po' caotico, però immagino che la mente e il cuore non si fermano mai, e specialmente il cuore di un artista, quindi progetti futuri. Ce ne sono molti, ma uno proprio rimanendo in Toscana, diciamo a Firenze, c'è un progetto importantissimo che io avrò, doveva già essere inaugurato da ormai mesi, un anno che siamo in corso con questo progetto, continua a essere rimandato perché sappiamo bene che le mostre e tutto il resto è chiuso e quindi le gallerie, i musei, quindi ho un progetto importante lì a base, la galleria base, doveva inaugurare il 20 febbraio, adesso probabilmente slitta ancora di un mese, vedremo cosa succede. Anche quello è un progetto che è a metà tra l'installazione e la performatività, quindi ci saranno delle proiezioni di video, una proiezione video, ma ci sarà un sonoro, un audio anche all'interno dello spazio e poi ci sarà una componente performativa che si sposterà nella città. Non rivelo tutto, ma dico soltanto che quando succederà ci saranno qualcosa che accadrà anche fuori dalla galleria. E infatti il focus del progetto è lo stare dentro, ma anche lo stare fuori. E l'arte che ho pensato in quel caso, il progetto che ho pensato in questo caso è proprio un dispositivo di attraversamento anche della città in qualche modo, no? Dovrei spiegarti ancora di più, ma preferisco suggerire delle cose, lasciarle sospese. Sarà una sorpresa. Ti ringrazio e spero che insomma quando succederà saremo i primi a saperlo in modo da poterci direttamente recare sul posto. Stavolta voglio esserci io a filmare. Molto volentieri, molto volentieri. Cesare, io ti ringrazio tantissimo, è stata una bellissima e interessantissima chiacchierata con te, piacere di averti conosciuto, spero di rivederti presto e di venire al più presto a vedere una delle tue performance. Grazie a te davvero della bellissima intervista, di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Un A saluto a tutti. presto! Ciao, a presto.